Buonasera a tutti ragazzi, ciao. Questa sera parliamo della congiunzione tra trecciato e fluorocarbon, che un po' tutti quanti mi state chiedendo che tipo di nodi uso, come li utilizzo, come si realizzano, però volevo fare un po' di chiarezza su quelli che io personalmente utilizzo di più. Allora, uno su tutti secondo me è l'All-Bright Special, veloce da fare in barca, molto resistente, in qualsiasi situazione torna buono, sia per pesci grossi sia per pesciolini un po' più piccoli, per chi pratica lo spinning, non so, il serra, il barracuda, per chi pratica lo spinning anche in acqua dolce. È un nodo che è sempre bene saperlo fare, è molto veloce, viene molto bene, è un nodo ordinato che scorre bene anche attraverso i passanti. Il secondo invece è il Tony Pegna, che è un nodo anch'esso abbastanza di facile realizzazione, che non comporta particolari gravosità di attrezzi da utilizzare per realizzarlo. Si può fare in barca, si può fare per strada, si può fare in un angolo, si può fare dove si vuole, è velocissimo, e anche questo è uno dei nodi che io utilizzo di più. Allora, per questo tutorial sto utilizzando un Falcon Tactica, che è il nuovo filo della Falcon, fluorocarbon, colore rosa, quindi deve essere un fluorocarbon che sicuramente sarà il cavallo di battaglia della prossima stagione, e uno Striker, che è il trecciato nuovo della Yatsui, anch'esso rosa. Allora, il trecciato è uno 0,20 mm, un 25 libre, mentre il fluorocarbon è uno 0,40. Così vediamo anche come congiungere un trecciato magari un po' più sottile con un fluorocarbon un po' più strong, un po' più grosso. Passiamo alla realizzazione dei nodi. Eccoci, allora, prendiamo fluorocarbon, questo è uno 0,40, facciamo un'asola, prendiamo il nostro trecciato che arriva dalla punta della canna, di solito lo infiliamo all'interno delle nostre dita in questo modo, così teniamo sia il fluorocarbon che il trecciato. Ora, con il trecciato che abbiamo passato dietro lo facciamo tornare avanti, tenendolo comunque sempre tra le dita, in questo modo, e iniziamo a girare. Quindi si è creata un'asola che tengo con l'altra mano aperta. 1, 2, io personalmente faccio 14 giri circa, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Poi indifferente, ognuno sceglie quanti giri faccia, chi ne fa di più, sono un po' scuole di pensiero, va un po' a preferenze. Diciamo io sto sui 14-15 giri, ho visto che più o meno tiene un po' con tutti i diametri. Lo inserisco all'interno dell'asola del fluorocarbon che si era formata e tiro. Ovviamente andrebbero un po' bagnate con la saliva questi nodi prima di essere tirati. Controllo che le spire si serrano senza cavallarsi. Ecco qua, eccolo qua. Serriamo per bene il nodo, tiriamo tutti i capi in modo che si chiuda perfettamente. Ecco qua. Questo è un all bright. Eccoci, ora passiamo al Tony Pegna, sempre il fluorocarbon in mano. Andiamo a fare un nodo, un semplice nodo, che andiamo a stringere, ovviamente. Infiliamo prima all'interno il capo del trecciato, in questo modo, stringiamo, senza esagerare. Ora, con il trecciato andiamo a fare, teniamo un dito in modo da creare un'asola, andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 giri e torniamo indietro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora rinfiliamo all'interno dell'asola che abbiamo tenuto tra il dito prima, che ci serve solo per chiuderlo più semplicemente.
Eccoci qua. A questo punto tiriamo dolcemente i capi, le estremità, in modo che le spire non si accavallano neanche qui, che vedrete che si va a chiudere un po' alla volta. Eccolo qua. Vediamo che è venuto anche abbastanza bene. Questo è un Tony Pegna. Possiamo tagliare i capi, il disavanzo. Io lascio sempre in questo nodo, non vado a tagliare proprio sotto del tutto, lascio 1 mm o 2 di trecciato e 1 mm o 2 anche di fluorocarbon, tanto comunque è un nodo che non tiro quasi mai all'interno degli anelli. Questo non è un nodo che utilizzo, diciamo, farlo entrare all'interno della canna, quindi lascio anche un pelo più morbido. Ecco qua, 1 e 2. Ecco qua, Tony Pegna, fatto. Scusate un po' la pinza. Eccolo qua. Spero che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un like, seguitemi anche su Instagram, Yuri Perissotto, per vedere le catture, seguite la pagina Yatsui Official su Instagram, su Facebook e al prossimo video.